Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Maltempo in Sicilia, fiume di fango e detriti alle olie, auto intrappolate nel fango nel Palermitano, raffiche di vento nell'Agrigentino, pioggia nel resto dell'isola. Ma da domani l'allerta meteo passerà da arancione a gialla. Sfruttati e sottopagati in un supermercato di Biancavilla nel Catanese. In due finiscono ai domiciliari, sequestrata una società da 3 milioni di euro. Mazzette negli appalti pubblici, coinvolti un ex assessore e alcuni imprenditori. 5 arresti e 13 indagati nell'Agrigentino. Truccata anche la gara per i primi lavori per rinnovare la rete idrica Colabrodo della Città dei Templi. Catania era in carcere per mafia e droga, affiliato alla cosca dei Cappello, ma aveva 13 case, un ristorante, 4 auto e pure una ludoteca per bambini. Gli investigatori gli hanno sequestrato beni per 3 milioni di euro. Ponte sullo Stretto fissati i criteri degli indennizi per gli espropri. Il costo complessivo stimato in Sicilia è di 154 milioni di euro per 448 immobili che dovranno essere ceduti per liberare la zona dove sorgerà la grande infrastruttura. Cinema Ester Pantano è la giudice Francesca Morvillo, moglie e vittima con il marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Calcio, Catania eliminato dai play-off nonostante la vittoria in trasferta contro il Pescara, resta l'amarezza, l'obiettivo adesso diventa la riprogrammazione per il futuro. Ancora buonasera, piogge, allagamenti, raffiche di vento in Sicilia. È stata una giornata da allerta meteo di colore arancione. A Trabia una giovane è rimasta bloccata dentro l'auto, ma non è il solo caso. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Temporali e forti raffiche di vento sferzano da ore la Sicilia. Paura a Trabia nel Palermitano, dove una ragazza è rimasta intrappolata dentro l'auto. Vediamo la sua vettura quasi sommersa dall'acqua e la giovane sul tettuccio. In suo aiuto sono arrivati i carabinieri. Uno dei militari l'ha raggiunta e l'ha tratta in salvo. La ragazza sta bene, ma è apparsa fortemente scossa. Queste immagini si riferiscono a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove improvviso e potente si è abbattuto un downburst, il fenomeno meteorologico caratterizzato da forti correnti discendenti di aria fredda che impatta nel suolo e si espandono in tutte le direzioni con forza devastante. La piccola frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con le stradine invase da fango, pietre e detriti che le rendono impraticabili. Il borgo è anche senza luce, forti disagi per i residenti ma anche per i turisti arrivati ieri. Piogge intense e allagamenti a Palermo, dove un albero è caduto su un'auto, temporali a Messina e Agrigento. Ancora per qualche ora sussiste l'allerta arancione della Protezione Civile regionale, che invita ad evitare spostamenti non necessari. Domani previsto un leggero miglioramento e l'allerta d'arancione passerà al colore giallo. Adesso la cronaca, lavoratori sfruttati in un supermercato di Biancavilla nel Catanese. 2 arresti e un sequestro da 3 milioni di euro. Scoperti 37 dipendenti sottopagati, senza ferie e senza riposi. Il servizio di Roberta Lunghi. Lavoravano per 1,60 € l'ora per 65 ore settimanali, 2 riposi al mese, turni massacranti, nessun rispetto delle ferie, oltre alla mancata sicurezza sul luogo di lavoro e omesso versamento dei contributi. Il triste scenario di sfruttamento era a Biancavilla, nel Catanese, dove la Guardia di Finanza di Paternò ha smascherato un sistema messo in atto in un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. Con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati disposti gli arresti domiciliari per il rappresentante legale e il direttore commerciale, sequestrata la società del valore di 3 milioni di euro, ora affidata a un amministratore giudiziario. Erano in 37 gli impiegati caduti nel vortice di un lavoro inaccettabile, ma accettato solo per la grave necessità, un punto sottolineato dal procuratore di Catania Francesco Curcio, per il quale lo stato di estremo bisogno economico ha limitato la loro libertà di scelta. L'inchiesta ha consentito di quantificare un'omissione nella corresponsione delle
retribuzioni pari a 1,6 milioni di euro il mancato versamento dei contributi previdenziali per un importo di 1,15 milioni di euro. A rendere più grave il quadro, la scoperta a carico del rappresentante legale della società di azioni di autoriciclaggio legate ai profitti illeciti ottenuti dallo sfruttamento. Lavoratori in nero poi scoperti dai carabinieri anche ad Acate, 12 su 12 presenti in un'azienda agricola, elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato poi disposto il provvedimento di sospensione dell'attività. Adesso ci spostiamo ad Agrigento, un fiume di tangenti per pilotare appalti pubblici da milioni di euro, è quanto è stato scoperto dalla Procura Agrigentina, che ha fatto scattare 5 arresti e una raffica di perquisizioni tra le province di Agrigento, Trapani e Catania. Il servizio di Davide Sardo. Appalti truccati in cambio di tangenti è quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Agrigento che ha fatto luce su un presunto sistema corruttivo ben radicato, capace di condizionare l'assegnazione di lavori pubblici per milioni di euro nelle province di Agrigento, Trapani e Catania. 5 le persone arrestate, 2 in carcere e 3 ai domiciliari. In cella sono finiti 2 imprenditori favaresi, Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58, volto noto della politica locale ed ex assessore e consigliere provinciale. Ai domiciliari Carmela Moscato, compagna di Sutera, sua figlia Federica Caramazza e l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Ravanusa, Sebastiano Alesci. Secondo gli investigatori, in cambio di mazzette, alcune imprese si assicuravano l'assegnazione di appalti milionari. Tra questi la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, finanziata con oltre 37 milioni di euro, ma mai avviata. Un'opera fondamentale per la città, dove in molte zone l'acqua arriva ancora a giorni alterni a causa di una rete vetusta e inefficiente. Nell'elenco anche la riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata e i lavori sulla strada provinciale Salaparuta Santa Margherita di Berice. Altre 8 persone risultano indagate, tra loro l'avvocato Rosaria Bentivegna, Antonio Belpasso, entrambi di Catania, Giovanni Campagna, segretario dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro, e il sindaco di Maleto, il catanese Giuseppe Capizzi. Secondo la squadra mobile e la procura, si trattava di un sistema collaudato che aggirava le regole della libera concorrenza, sfruttando subappalti non autorizzati e canali clientelari. Decisive per le indagini anche le segnalazioni dell'ANAC. A Catania beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a un esponente del clan mafioso dei Cappello attualmente detenuto. Era considerato il re del narcotraffico in città. Il servizio di Emanuela Corsi. Era considerato il re del narcotraffico di Catania, coordinava e gestiva il traffico di droga e i rapporti con i fornitori, stringendo patti con le endrine per l'approvvigionamento di cocaina dal Sud America e con le cosche mafiose palermitane per la marijuana. Carmelo Scilio, detto Melo Aricchiazzi, esponente del clan Cappello, era finito in carcere lo scorso anno nell'operazione Devozione. Nel 2019, in un'altra operazione antidroga, la polizia gli trovò una corona tempestata di pietre preziose, simbolo del suo volersi imporre nel mondo del narcotraffico. Ora la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta congiunta della Procura e della Questura, ha emesso un provvedimento finalizzato alla confisca di beni per 3 milioni di euro, sulla base delle indagini condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla squadra mobile della Questura Etnea, che hanno permesso di accertare non solo la pericolosità sociale di Scilio, ma anche l'ingente patrimonio accumulato negli anni e illecitamente acquisito. Tra i beni sequestrati ci sono 13 immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, 4 auto, un motociclo, un'attività commerciale attiva nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento dei bambini, 12 rapporti finanziari in fase di quantificazione, 9.600 euro e numerosi preziosi derivanti sempre dall'attività illecita. Nella strage di Monreale, costata la vita a 3 giovani proprio della zona di Monreale, del Palermitano, è stata fondamentale per incastrare gli autori del triplice omicidio la coraggiosa denuncia di una ragazza che ha fornito elementi decisivi per portare avanti le indagini. La fidanzata di una delle vittime, appunto, che deve essere adesso da esempio per tutti. Il servizio.
Il coraggio di dire e denunciare senza tentennamenti, con lucidità, in modo preciso, i fatti di cui è stata testimone. La fidanzatina di una delle vittime della strage di Monreale è stata fondamentale per incastrare alcuni degli autori della mattanza costata la vita a 3 giovani di Monreale. 3 accusati di strage sono già stati individuati e si trovano in carcere. L'ultimo è Mattias Conti. Per la giudice Ivana Fassallo non ci sono dubbi, è il secondo giovane che ha sparato la sera del 27 aprile scorso. Nel proseguo delle indagini che hanno portato all'arresto di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, si legge nell'ordinanza, emerge chiaramente il ruolo di Conti. Ha sparato mentre era in piedi e poi come passeggero a bordo della moto guidata da Acquisto. C'è la foto di gruppo consegnata dalla coraggiosa fidanzata di una delle vittime che lo ritrae con il giubbotto bianco descritto da numerosi testimoni. Distrutta dal dolore per la perdita di una persona a lei cara, l'ha postata manifestando tutta la sua rabbia. La ragazza era presente al momento della rissa, della successiva sparatoria e infine della fuga. La giudice ha riconosciuto il valore del gesto della ragazza, che ha reso possibile l'arresto di Conti, inchiodato anche dalle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dai suoi occhiali persi e ritrovati sul luogo della strage. Ma c'è anche un'altra foto postata su Instagram da un altro giovane. Il messaggio che l'accompagna è eloquente: chi a sinistra sparò e quello a destra portava il motore. Si cercano adesso gli altri complici. Slitta a causa del maltempo la ripresa delle operazioni di recupero del Bayesian, ma l'area dell'affondamento del veliero è stata dissequestrata dopo l'autopsia, i cui primi esiti sembrano confermare purtroppo l'esplosione subacquea che è costata la vita appunto a un subolandese. Il servizio di Manlio Viola. Una esplosione dovuta probabilmente a sacche di idrogeno formatesi durante le operazioni di taglio del Boma che tiene ancorato il grande albero allo scafo della nave. Sarebbe questa la causa della morte ad alta profondità del sub olandese di 39 anni rimasto ucciso la scorsa settimana durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello uccidendo 7 persone. L'autopsia sul corpo del sub è stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Palermo e i rilievi confermano che la morte è compatibile con gli esiti di un'esplosione. Non ci sono ustioni sul corpo, ma la ricostruzione parla appunto di un'esplosione che avrebbe fatto saltare alcuni pezzi di metallo che hanno tranciato i cavi delle telecamere che seguivano le operazioni e quelli dell'ossigeno, danneggiando anche la tuta del sub. Bisogna aspettare altre analisi per capire se la morte sia da attribuire alla decompressione improvvisa o ad altri fattori di profondità. Intanto possono riprendere le operazioni di recupero. La magistratura ha dissequestrato l'area, ma la ripresa delle attività in profondità attesa per oggi è slittata a causa del maltempo. L'azienda sta comunque svolgendo altre attività propedeutiche al recupero. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è morto dopo 7 giorni di agonia il giovane di 23 anni caduto dal tetto di una palazzina mentre era al lavoro. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il servizio di Rita Cinardi. Non ce l'ha fatta Raffaele Bottalico, il 23enne di Sommatino, che il 7 maggio scorso era caduto dal tetto di un immobile di San Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici. Il ragazzo, studente alla facoltà di ingegneria, stava facendo una delle sue prime esperienze lavorative quando, per motivi che dovranno essere ancora accertati dai carabinieri, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, oltre che fratture e traumi al volto e all'addome, tanto che nell'arco di 24 ore era stato operato per ben 3 volte dalle equip di diversi reparti dell'ospedale Sant'Elia. Nulla hanno potuto però i medici contro un quadro clinico drammatico che non ha lasciato scampo al giovane. Ieri pomeriggio, dopo aver trascorso una settimana nel reparto di rianimazione, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi e già nel primo pomeriggio ha avuto inizio la procedura per consentire alle diverse equip dei centri che si occupano di trapianti di raggiungere il Sant'Elia e di eseguire il prelievo per tentare di salvare altre vite umane. Un gesto di grande civiltà e umanità, quello dei familiari distrutti dal dolore per un ragazzo pieno di vita, amato e ben voluto da tutti. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Le denunce di infortunio da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano circa 100 in meno. Catania svetta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna è all'ultimo posto. Con quello di Raffaele Bottalico i casi di morte sul lavoro salgono a 16 da inizio anno, un drammatico record che vede la Sicilia tra le regioni più colpite.
Adesso ci spostiamo a Messina, dove uno degli argomenti caldi di questo periodo è quello degli espropri di case e terreni per la costruzione del ponte sullo Stretto. Sono stati svelati i criteri degli indennizzi. Francesco Triolo. Più si avvicina la data della decisione del CIPES sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto, più diventa caldo a Messina il tema legato agli espropri nelle aree interessate ai cantieri dell'opera principale di quella a supporto, un tema sollevato anche in Consiglio Comunale, dove sono stati sviscerati i dettagli della delicata fase espropriativa. Il costo stimato per gli espropri in Sicilia è di 154 milioni di euro, 448 le unità immobiliari che dovranno essere cedute, 291 sono abitazioni che per il 60% rappresentano la prima casa per chi le possiede, 230 in Contrada Marge, a Torrefaro, 51 a Contesse, 10 in altre aree di cantiere. 120 sono invece negozi, botteghe, 37 i ruderi e fabbricati fatiscenti. Ai proprietari che potranno dimostrare di aver acquistato l'immobile prima del 30 giugno 2023 sarà corrisposto un'indennità pari al valore di mercato dell'unità immobiliare maggiorato del 15%. Il valore di mercato viene stabilito sulla base dei parametri definiti dal testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Per le abitazioni principali inoltre è prevista un'ulteriore indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa fino a un massimo di 40.000 euro quantificata in base alle circostanze specifiche. Intanto però in attesa del CIPES è stato rinviato il Consiglio dei Ministri che ieri avrebbe dovuto esaminare il decreto legge sulle infrastrutture con l'aggiornamento dei costi del ponte che verranno ricalcolati. Quelli originari ammontavano a 8 miliardi e mezzo, mentre oggi sono stimati a quota 13 miliardi e mezzo di euro. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné, ha visitato oggi la zona industriale di Catania. Nelle immagini il passaggio dalla Gigafactory FreeSun, attiva nella produzione di moduli e celle solari ad alte prestazioni. Questa è una sfida scientifica, ha commentato Séjourné, con una nuova tecnologia all'avanguardia nell'innovazione sul mercato dell'energia solare, ma anche una sfida ambientale che consentirà l'aumento della produzione di energia pulita in Europa. È una sfida geopolitica, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Europa lungo tutta la catena di valore. E queste erano appunto le immagini che inquadravano il vicepresidente esecutivo Séjourné. Adesso ci occupiamo di piste ciclabili, cambiamento culturale o grande flop a Palermo. Sentiamo cosa ne pensano i cittadini nel servizio di Marco Ulla. Spesi circa 8 milioni di euro per quelle che dovevano rappresentare un salto di qualità culturale per la città, e invece in questo momento si stanno rivelando solamente delle corsie di un grande flop. Parliamo delle piste ciclabili a Palermo, in particolare in alcune zone periferiche della città, zona Aureto, Policlinico, Stazione Centrale e Università. Guardate queste immagini, le corsie riservate alle biciclette vengono sistematicamente invase da auto e moto. Inoltre molte corsie sono state create in zone periferiche dove c'è un grande traffico di auto e non mancano le lamentele dei residenti. Giuro che una bicicletta non l'ho visto passare, di quant'è che l'hanno messo, perché qua non è una cosa le bici, cose. Come commercianti il fatto dei posteggi delle macchine, le persone sono pure nei guai, non hanno dove mettere le macchine. Chi sta in macchina non vanno a chiedere a posteggi, se non è chiamare su. È una vergogna, per me è stata una vergogna. Non ce n'è parcheggi, ma non è che sono strade queste secondarie. E poi il divieto di sosta, il divieto di transito. Un esempio di cattiva pianificazione in via Sebastiano Lafranca, a 2 passi dal Policlinico. Qui le piste ciclabili passano davanti a 2 officine e un gommista. E non manca anche l'ironia sui social. Se posso sapere, non sono tutte queste biciclette che sta facendo tutte queste piste ciclabili, non sono tutte queste biciclette. Verrebbe da dire da green a grey, da verde a grigio, come il colore al momento di questo progetto. Beh, confidiamo insomma nell'animo green anche dei palermitani. Cinema, esce oggi nelle sale Francesca e Giovanni. Simona Izzo e Ricky Tognazzi, i registi, scelgono di raccontare la relazione tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, concentrandosi sul sostituto procuratore, protagonista l'attrice catanese Ester Pantano, oggi ospite a Buongiorno Sicilia. Allora, vediamo questo servizio di Roberta Lucchi. Giovanni, amore mio,
sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me, così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Piacere, dottoressa. Salute, salute. Prima il nome di Francesca, poi quello di Giovanni. Nel film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia, diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, da oggi nelle sale in tutta Italia, si restituisce la giusta figura di Francesca Morvillo, che è sempre stata ricordata solo come la moglie di Falcone morta a Capaci. Ester Pantano è la sublime protagonista. È stata una grandissima magistrata, una sostituta procuratrice al carcere minorile Malaspina e una iperattivista appunto in quello che era il campo del far rinascere la periferia di Palermo e dare una possibilità a chi come eredità aveva soltanto la mafia, piazze di spaccio e sicuramente non un futuro roseo. Un amore, quello tra Francesca e Giovanni, attraversato da critiche e dall'idea di scandalo che il divorzio in quel luogo e in quel tempo scatenava. Si sono scelti, erano già sposati entrambi, hanno deciso di cambiare il loro partner e in questo cambio di ritrovarsi in questa unione di intenti e di volontà, di valori, di cambiare Palermo e il mondo. L'attrice catanese lancia alla fine un pensiero ai giovani, perché l'arte e anche questa storia vista al cinema li allontani da un certo smarrimento, da un tempo vissuto solo al ritmo dei social. Ci vorrebbe un po' un patentino per questi strumenti, perché proteggiamo i ragazzi dalla visione di alcuni film vietati ai minori, ma non ci rendiamo conto di quante cose vietate ai minori esistano appunto sui social. Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport, il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina del calcio, finisce il campionato del Catania, eliminato dai playoff di Serie C, non basta la vittoria contro il Pescara per passare il turno, l'obiettivo adesso diventa la programmazione del futuro, il servizio di Marco Carli. La partita dell'Adriatico racconta la stagione del Catania, tentativi di dare una svolta come i 2 gol che hanno portato al successo di Pescara, ma anche, guardando appunto alla stagione, come la seconda parte del campionato in crescendo. Oppure la constatazione che l'handicap, come lo 0-1 del Massimino con gli abruzzesi o nell'annata il ritardo in classifica accumulato fra novembre e febbraio, renda vani gli sforzi. Così succede che una squadra che ha vinto le ultime 6 trasferte consecutive finisca eliminata. Non basta il cuore, non basta la rete del vantaggio di Di Gennaro nella ripresa, perché il Pescara pareggia con Tonin con le maglie della difesa etnea che si aprono mentre la squadra cerca il secondo gol. Un gol che arriva nel finale con la collaborazione del VAR, lo segna Montalto, ma è troppo tardi, finisce 1-2 e il resto è solo rammarico. Abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il nostro allenatore, a metterci tutte le energie possibili, buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo e dispiace, adesso l'amarezza è tanta. Oltre ai gol, tanti altri tentativi in una partita senza esclusione di colpi, qualche sbavatura dell'attacco etneo e qualche parata importante di Dini. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere quello che è stata la stagione e poi, come faccio sempre, ogni anno mi siederò con la proprietà e parleremo di tutto. Futuro dunque, quello di cui non ha voluto parlare Toscano, una parola che ora diventa la più importante. Martedì è arrivata l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo, partire dalla casa coinvolgendo il mercato e le nuove figure in società, a breve previsto l'annuncio di Zarbano, sarebbe uno dei modi migliori per cominciare a disegnare un epilogo di campionato diverso rispetto a quello vissuto allo Stadio Adriatico. La corsa dei playoff invece per il Palermo comincia adesso, rosanero al lavoro per il primo turno, obbligati a vincere sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Dionisi studia la formazione migliore da opporre ai campani. Servizio di Marco Gullà. Da ottavo nessuno ha mai centrato la promozione in Serie A, dati statistici che ovviamente pesano e che alimentano le perplessità sulle speranze di promozione del Palermo. Rosanero che hanno chiuso la regular season all'8° posto, per centrare la Serie A nei prossimi playoff devono vincere almeno 3 partite su 5, a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Nessuna promozione è mai arrivata da posizioni inferiori al 5° posto e non è difficile capirne il motivo. Il regolamento favorisce giustamente chi ha ottenuto migliori risultati
risultati durante le 38 giornate di campionato. Rosanero che lavorano in vista del match di sabato alle 19:30. Dionisi tornerà ad affidarsi ai titolari, con poi Giampaolo in avanti e poi Brunori e Segre sulla tre quarti. A centrocampo tornerà la coppia Blen-Gomez, assente nella partita di martedì. In difesa Nicolao sarà squalificato e si farà il possibile per recuperare Magnani, attualmente alle prese con problemi muscolari. Tornerà titolare comunque Ceccaroni. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa e ritorneremo subito dopo. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.